Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Come ogni venerdì siamo supportati dallo SPI-CGIL del Veneto, questa volta anche Venezia. La notizia, il fatto importante, che però dovrebbe ricorrere tutti i giorni dell'anno, ma in modo particolare viene celebrato il 25 novembre, è la giornata mondiale contro la violenza delle donne. Lo SPI-CGIL si prodiga tantissimo in questo versante, fa delle iniziative dedicate, come anche in altre situazioni particolari di violenza sociale e non soltanto. Noi ne parliamo con i nostri ospiti. Ben ritornata Rosanna Bettella della segreteria dello SPI-CGIL regionale, grazie di essere qui con noi. E ben ritornato Daniele Tronco, segreteria generale SPI-CGIL Venezia. Grazie anche a lei. Buongiorno. Allora, prima inquadriamo un po' il discorso con Rosanna Bettella e poi la particolarità anche Daniele Tronco come uomo, perché Venezia fa un'iniziativa particolare degli uomini che vogliono combattere la violenza nei confronti delle donne, quindi anche da menzionare questa particolare attenzione e sensibilità. Eh sì, è proprio da sottolineare questa. Allora sì, siamo qua perché lunedì sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e come coordinamento donne dello SPI noi facciamo iniziative e abbiamo già cominciato insomma un po' in tutti i territori, in tutte le province. Ci sono iniziative più importanti, meno importanti, nel senso più grandi, più piccole, ma sono tutte molto molto importanti invece proprio perché per segnalare il tema, per ritornare sul dramma che molte donne vivono rispetto e al femminicidio, che è l'atto più estremo insomma, no, della violenza sulle donne, ma anche per denunciare la violenza fisica, la violenza psicologica, c'è una violenza di tipo economico, c'è una violenza sociale, no? In cui, quando si nega la parità tra uomo e donna, no? E quindi insomma davvero si può guardare da più punti di vista. Quest'anno poi noi abbiamo voluto proprio affrontarla soprattutto dal versante della violenza nel linguaggio. Infatti la nostra iniziativa diciamo regionale, che riassume un po' tutte, ma anche quella di Verona che si è tenuta ieri pomeriggio, parla proprio del titolo è significativo, ma che genere di linguaggio. Perché ormai non so, lo leggiamo, lo sentiamo, no? Lo vediamo tutti i giorni, quanto c'è veramente di violento e di odio, soprattutto verso le donne, in questo ultimo periodo, insomma, soprattutto. Lunedì saremo all'M9, al Museo del Novecento a Mestre, nell'auditorium, alla mattina, con due importanti ospiti che sono Giuliana Giusti, che è una linguista dell'Università di Venezia di Ca' Foscari, che parlerà proprio degli stereotipi sottili e manifesti alla base proprio del discorso d'odio, come l'uso quotidiano può favorire e contrastare la disparità. Ecco, ringraziamo la regia che ci supporta con le slide. Certo. E Lorella Zanardo, che invece è un'attivista, è una scrittrice femminista, una che fa degli importanti documentari proprio sui temi della parità di genere, del femminismo, che parlerà specificatamente di come i media, la stampa, la TV e la rete rappresentano la violenza contro le donne. Ci sarà, così sarà tutto coordinato da Elena Chemello, che è una giornalista del TG regionale, ma soprattutto è un'iniziativa che abbiamo organizzato non solo come coordinamento dello SPI, ma assieme ai coordinamenti unitari delle donne dello SPI-CGIL, dell'FNP CISL e della UILP-UIL. Ah, quindi a livello unitario. Quindi a livello unitario, per noi è una cosa davvero, ha un valore aggiunto, sì, insomma, perché pensiamo che mettendosi insieme, no, facendo rete, anche su questo tema si può fare di più, insomma, si ha più forza, si ha più voce, ecco. E soprattutto abbiamo convocato i rispettivi direttivi perché vogliamo coinvolgere non solo le donne, anzi
ma gli uomini, i nostri direttivi sono fatti al 50% da donne e 50% di uomini, quindi il pubblico insomma sarà davvero misto. E anche a corollario di quello che appunto poi Daniele Tronco ci dirà di questa bella iniziativa che lo SPI di Venezia, gli uomini dello SPI di Venezia hanno pensato di organizzare. E io dico che questa iniziativa la vedo veramente con molto favore, perché ne avevamo parlato anche in questa trasmissione 2 anni fa. Noi come coordinamento donne dello SPI avevamo fatto una lettera indirizzata ai compagni dell'organizzazione dicendo di violenza sulle donne non possiamo continuare a parlarne solo noi che siamo, tra virgolette, le vittime, no? Vi chiediamo di fare uno sforzo. Siete compagni della CGIL, quindi con una sensibilità particolare, provate a parlarne voi, fate voi, no, questo sforzo, parlate voi con i tanti uomini, con i ragazzi, no, di questo tema, perché se non sono gli stessi uomini a prendere coscienza di questo dramma, a prendere in mano un po' la situazione, non se ne esce, insomma, si continua. Infatti i numeri anno dopo anno si ripetono sempre uguali, le percentuali di femminicidi, no? La violenza invece fisica ma anche psicologica e economica è in aumento. E quindi non finisce mai. E quindi veramente diciamo che a distanza la risposta non è stata immediata, però sappiamo che se per le donne ammettere di essere vittime di violenza, di femminicidio sono voluti secoli, immagino che per gli uomini ammettere di essere colpevoli, non dico che ce ne voglia altrettanto, perché vuol dire che non avremo mai fine, però ci vorrà del tempo. Ecco, allora partendo dai compagni nostri più sensibili, forse qualcosa, una piccola crepa, no? Si può cominciare a fare. Daniele Tronco, voi contestualmente, quindi all'iniziativa che si svolge dentro l'M9, avete organizzato qualche cosa all'esterno, no, da questo punto di vista? Sì, noi davanti alla sede della Coin, che è una piazza, c'è una piazza, e abbiamo predisposto un'installazione con la distribuzione di materiale dove gli uomini dello SPI affrontano questo tema, tenendo conto che partiamo da un ragionamento che è abbastanza evidente, che la stragrande maggioranza della violenza sulle donne viene fatta dagli uomini, cioè che c'è un problema che prima di tutto interroga gli uomini, e non possiamo sottrarci da questa osservazione e da questo dato di fatto. Bisogna iniziare a parlarne. Noi già a Venezia 2 o 3 anni fa abbiamo fatto un'iniziativa assieme al regionale sempre su questo argomento in un istituto tecnico con Diacona, per la presentazione di un libro che è sempre su questo argomento. Abbiamo intessuto anche rapporti per il passato con organizzazioni maschili che affrontano questo tema, e vorremmo che anche questo filone di iniziative si rafforzasse, perché appunto è un dato di fatto e bisogna iniziare a parlarne soprattutto con gli uomini dell'organizzazione, ma con gli uomini in generale, inquadrando però in questa questione un tema che per noi è all'ordine del giorno, perché la cosa che vediamo emergere sempre di più è una violenza. Adesso si diceva questa cosa del linguaggio, ma basterebbe fare un'analisi di quanto è aumentato anche il linguaggio violento sui social, l'uso dei social. Non c'è più il senso del limite, no? E quindi di come questa cosa è pervasiva nella nostra società.
E questo è una cosa che ci preoccupa molto, perché nei rapporti tra le persone se non c'è più il non rispetto, c'è, manca. viene a mancare il rispetto tra le persone, E quindi viene a travalicare mancare il limite dal virtuale al reale è sì, è abbastanza. E quando assistiamo a situazioni come quelle che hanno coinvolto recentemente la Segre su un tema, ma che però, guardate, il tema cioè, senza dubbio è anche legato al genere, no? Perché se fosse un maschio non ci sarebbe stata questo accanimento anche verbale. Ma cos'è il vedere una persona come donna un po' più debole? Quindi si colpisce gli aspetti più deboli, ma questa cosa qua sta emergendo sotto tanti aspetti anche della vita sociale, se pensiamo alla violenza nello sport, nelle manifestazioni anche ma qui più parliamo banali. anche di razzismo, c'è anche una slide a questo proposito. E quindi certo il razzismo, e quindi se la collochiamo dentro questo contesto anche si capisce perché c'è una tendenza all'incremento poi della violenza da parte di soggetti che da un certo punto di vista si ritengono più forti e quindi esercitano un rapporto violento. Bisogna iniziare a mettere in discussione questo modello, questa idea, e questa idea coinvolge necessariamente gli uomini. Ecco, c'è una condivisione nel vostro ambito tra cos'è che gli uomini hanno notato, cos'è che hanno detto in questa occasione, cos'è che riscontrano? Beh, intanto il fatto che quando ho lanciato questa idea, ripeto, che parte da un ragionamento che nella nostra organizzazione è stato oggetto di discussione, adesso prima la Rosanna lo diceva, ma io ricordo che Ivan Pedretti in una sede anche congressuale ci invitava, il nostro segretario nazionale ci invitava a fare una riflessione di questo tipo. Nella nostra struttura questa discussione è proseguita e prosegue perché è evidente che c'è un rapporto, cioè e poi non è tanto una cosa che ci riguarda personalmente, ma che riguarda un modo di approcciare i problemi. E siccome noi siamo soggetti che intercettiamo molte persone, perché facciamo queste iniziative? Intanto per parlare in un'occasione così particolare, finalizzata, ma perché vorremmo che anche nella nostra organizzazione, nei momenti sociali che incrociamo nel nostro agire quotidiano, tenessimo presente in un angolino del cervello che c'è anche questo problema e che non è male ricordarlo, e anche per sensibilizzare le persone. Ricordiamoci che molte violenze non vengono, adesso il femminicidio è l'esempio più eclatante, più terribile da questo punto di vista, ma noi abbiamo la violenza verbale, che è la violenza, anche la pressione psicologica, e queste cose noi le registriamo nelle riunioni, perché abbiamo molte donne, anche dei nostri direttivi, che parlano, molti recapitisti che parlano nelle nostre sedi, come sulla ludopatia. Siamo recettori, siamo terminali di un'azione sul territorio che può intercettare, e se diamo anche questa leva, questo strumento, insomma, per interpretare le cose, possiamo pensare di cambiare un pochettino la situazione, anche per far emergere fenomeni che sono ancora nascosti, latenti magari, eccetera, e poi insomma anche per cambiare un po' la cultura corrente che anche dalle nostre latitudini, come vediamo dai dati che il coordinamento donne ha messo in evidenza. C'è molta roba, molte denunce stanno aumentando, c'è un sommerso che fatica ad emergere, ma che c'è e che va attentamente affrontato, e noi con questa piccola cosa che facciamo a Venezia, a Mestre il 25, ma il 23 lo facciamo a Cavarzere, perché
anche gli uomini di Cavarzere, della nostra Lega lì del territorio, fanno un'iniziativa simile in piazza. Sì. Questo vuol dire che si sta anche un po' allargando, Assolutamente. diciamo. Io so che poi avete Concordia Sagittaria. No, a Cavarzere c'è proprio un'iniziativa specifica degli uomini di Cavarzere. Poi le leghe sul territorio organizzano i coordinamenti donne, allora fanno delle iniziative. Facciamo tantissimi in tutto il Veneto. Sì, Cavarzere, quindi il 23 novembre, 16:30 sarà convegni Palazzo Danielato Cavarzere, con interventi, anche ed eventi collegati che sono comunque significativi. Comunque ce ne sono veramente tantissime, magari dopo anche le menzioniamo dove è possibile. Andiamo in pubblicità rapidissimi, poi torniamo insieme.